Allora, ritorniamo insieme per riprendere il filo del discorso. Vediamo un attimo un servizio del nostro TG che ha seguito questo progetto, la presentazione di questo progetto Giovani, Salute e Stili di Vita. Vediamolo insieme. Ci sono giovani che arrivano a trascorrere anche 5 ore al giorno davanti allo schermo di un computer o del proprio cellulare, che si traducono in poco meno di una settimana se sommate nell'arco di un mese. Un tempo infinito. Altri non conoscono la socialità e non praticano nessuno sport. Depressione, obesità, insonnia, gli effetti di queste pratiche. Il 20% della popolazione tra i 2 e i 10 anni soffre di obesità, rischiando in fase di crescita di diventare diabetico. Questi sono solo alcuni dei comportamenti da correggere, temi trattati nella splendida cornice del Palazzo della Ragione a Padova in un confronto tra scolaresche e gli esperti dell'azienda ospedaliera e dell'Università di Padova. Dal titolo Giovani, Salute e Stili di Vita. Sono una fascia molto delicata, abbiamo visto gli ultimi dati sulla sedentarietà, quindi 8 giovani su 10 non fanno movimento, questo perché sappiamo l'utilizzo anche dei cellulari, dei tablet, di internet è diventato troppo invasivo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non guadagniamo in salute, non facciamo del bene a noi stessi e agli altri, ma rischiamo anche poi di avere nel futuro delle malattie croniche. Dietro a tutto questo ci siamo noi genitori che troppo spesso, presi da mille impegni, chiediamo ai nostri figli di crescere da soli e in fretta. Dovrebbe farci riflettere l'effetto della dipendenza da presidi tecnologici, paragonabile per gli esperti alla dipendenza da alcol o droga. Molti i consigli che i medici riassumono in una semplice ricetta che tocca punti fondamentali per la crescita sana dei nostri ragazzi. Screen time, non più di 2 ore al giorno, dormire almeno 8 ore. Sull'alimentazione cose molto semplici, ridurre il sale, ridurre gli zuccheri, ridurre la carne rossa, aumentare invece il frutta, vegetali, cereali, bere acqua e non bevande zuccherate e fare attività sportiva, questo è veramente importante. Eccoci qua, dopo riprendiamo alcuni punti di questi che lei ha accennato, professore, perché sono molto interessanti. Avevo tolto la parola prima della pubblicità a lei, vicepresidente, per quel che riguardava anche il ruolo degli insegnanti, perché questi sono momenti significativi, però se ne fanno uno all'anno. Io innanzitutto ho molta fiducia che questa collaborazione che è iniziata con l'università e con l'azienda ospedaliera troverà nelle scuole altre occasioni di lavoro, anche perché ricordo che abbiamo ospitato 800 studenti, ma il professore sa che gli studenti degli istituti superiori della provincia di Padova superano le 45.000 unità, quindi 37 plessi scolastici suddivisi in 54 istituti, quindi insomma la fetta è molto più ampia, per cui sarebbe bello anche organizzare ciclicamente questi incontri. Però io penso che i giovani a messaggio inviato hanno i loro tempi, ma il messaggio viene recepito. Noi una battaglia l'abbiamo secondo me, non dico vinta, ma siamo molto vicini, anche se non mi piace parlare di battaglia, che è quella sugli incidenti stradali. La grande campagna che è stata fatta sul pericolo di sostanze e il pericolo di uso di alcol e poi mettersi alla guida ha portato sicuramente a una diminuzione evidente che è sui numeri degli incidenti stradali e delle morti dei giovani sulle strade, e questo anche grazie a una normativa molto stretta e molto rigida sul ritiro della patente e sulle conseguenze per il giovane. Ecco, quindi a me piacerebbe che sul tema degli stili di vita, che anzi ieri il professore ha anche candidato la città di Padova, la provincia di Padova, il Veneto a città capitale degli sani stili di vita, e questo è un altro primato molto bello che noi insomma con entusiasmo e con impegno ci prodighiamo ad avviare. Ecco, secondo me sulle scuole si può fare un grande lavoro e determinate abitudini che sono evidentemente scorrette o cattive oggi possono essere migliorate e diventare domani abitudini sane che i giovani istruiti e invitati insomma, a cambiare sicuramente diventano buone abitudini.
Professore, lei ha accennato, prima abbiamo parlato della nicotina dipendenza, che è un aspetto relativamente alle sigarette elettroniche, quindi un capitolo importante. Poi ha detto appunto a livello cerebrale come ci sono delle mutazioni, se sin da piccoli, piccolissimi, ci si mette davanti a questo tablet anziché al cellulare, per quanto siano diabolici nella capacità di utilizzare tutte le funzioni, però questo non vuol dire che altera lo sviluppo della persona. L'altro aspetto riguarda invece l'obesità e l'alimentazione. Si è acuito durante il periodo del lockdown, un lungo periodo del lockdown dei ragazzi, con delle conseguenze estreme. Da una parte diete allucinanti, dall'altra cibo che compensava altri elementi che venivano a mancare. Questa è un'altra problematica, anche qui è cultura. Sì, è e informazione. Problematica che riguarda particolarmente anche in questo caso l'Italia. Il 22% in Italia dei bambini e ragazzi sono sovrappeso, ma la ricetta, se vogliamo così chiamarla, per prevenire il sovrappeso non sono le diete, assolutamente non sono le diete. Le diete purtroppo nelle ragazze soprattutto spesso sono l'anticamera di un problema enorme che è l'anoressia. Il lockdown, come lei ha accennato, ha aumentato molto i problemi comportamentali e fra questi il discorso dell'anoressia. Per fare prevenzione del sovrappeso bisogna fare attività sportiva, vita all'aperto e le semplici cose che dicevamo prima: aumentare la frutta, aumentare la verdura, aumentare i cereali e ridurre le bevande zuccherate. Sono cose banalissime, ma poi non vengono fatte. Quindi direi che su questo argomento bisogna essere chiari, ma soprattutto evitare di dare messaggi pericolosi ai giovani. Infatti, lei tra l'altro ha partecipato a un momento di incontro e di confronto molto interessante che si è svolto qua a Padova, che ha avuto un eco nazionale tra l'altro, dove si è parlato proprio per spiegare meglio il discorso dei digiuni intermittenti, i salti di cena e i pericoli e ripercussioni per la salute, perché finché è una moda praticamente adesso, direi di tutto, però se non è stata specificata bene come deve essere attuata e per chi, qual è il target. Poi recentemente la dottoressa Viola è intervenuta sul tema dando delle indicazioni ulteriori più precise, perché altrimenti se il messaggio andava interpretato non correttamente, però di fatto ne è emerso che questo messaggio del digiuno intermittente, che non è neanche corretto il termine, recepito dai giovani, poteva e stava provocando delle ripercussioni gravi, quindi si allaccia molto anche a questo discorso, no? Sì, ci abbiamo tenuto molto a precisare quello che lei ha appena detto. Questo può essere il digiuno intermittente per una fascia di età, non certo per i giovani. E lì è poi emerso anche il fatto del cenare insieme. È una cosa fondamentale, è uno dei unici momenti di integrazione della famiglia, quindi anche su questo argomento dire saltiamo la cena 4 volte alla settimana, assolutamente no. La cena è l'unico momento in cui i genitori parlano con i figli e riescono a capire se ci sono problematiche nascoste, se saltiamo la cena quando parliamo con i nostri figli. Quindi abbiamo voluto così ribadire l'importanza di questo momento di incontro che, visto il nostro ritmo della nostra vita, è l'unico momento in cui ci si siede insieme ai ragazzi, quindi consiglierei di mantenerlo, anzi di rafforzare questo momento, di coinvolgere i ragazzi anche nel preparare la cena, sapere che cosa mangiano. Questo può essere un imprinting per poi quando loro andranno fuori dalla famiglia. Quindi il momento della cena non tocchiamolo. Non tocchiamolo. Prima lei citava il discorso dei bambini obesi, però c'è la consapevolezza da parte della famiglia, dei genitori, che i propri figli hanno uno stile alimentare non corretto? La risposta è nella maggior parte dei casi no, purtroppo. Noi facciamo parte di una cultura in cui i nostri nonni dicevano mangia la bistecca ogni giorno, eccetera. Bambini sovrappeso, per i genitori e per i nonni soprattutto, dicono ma solo un po' robustino, invece certe volte siamo già
nell'ambito dell'obesità, per cui questa è una cosa che rientra così in ciò che i genitori non conoscono, perché anche qui è questione di trasmettere, soprattutto anche ai genitori. Qual è il problema enorme? Che spesso i bambini fanno quello che fanno i genitori, quindi avere dei genitori che sono sedentari, che mangiano cose che non vanno tanto bene, che stanno anche loro al cellulare, capisce bene come questa cosa viene trasmessa ai ragazzi, quindi non è tutta colpa dei ragazzi, spesso è anche colpa dei genitori, quindi queste informazioni dovrebbero raggiungere anche i genitori, soprattutto i genitori più giovani che hanno bambini piccoli, in modo da evitare queste cose che ci siamo detti. Anche questo è grandemente difficile. L'altro aspetto rilevante, diceva il movimento, che è molto importante. Abbiamo due tipologie: i ragazzi iperimpegnati, giovani bambini anche iperimpegnati, con genitori che corrono come degli assassini dappertutto per portarli da una parte all'altra a svolgere tutte le attività possibili e immaginabili, agonistiche, quindi sotto stress da quel punto di vista anche psicologico. Qui si apre tutto un altro versante, tra l'altro, e dall'altro invece bambini molto sedentari, molto seduti o addirittura chiusi nell'ambito delle quattro pareti della propria stanzetta, in altri mondi, attraverso appunto i PC e quant'altro. Sì, stiamo parlando dei due estremi opposti chiaramente, perché anche certo, sì, però ci sono. Lo stress eccessivo per lo sport agonistico ha dei problemi. Guardate, io sono anche medico dello sport, quindi mi sono interessato molto di questa problematica e bisogna anche qui trovare l'equilibrio, perché purtroppo nell'ambito dello sport, quando si innescano certi meccanismi di competizione o si pensa a quello che di arrivare a certi livelli che poi potrebbero comportare, ha capito, dei benefici anche economici per i ragazzi, allora veramente si entra in un tunnel che spesso può portare anche a sconvolgimenti nell'equilibrio delle famiglie. In Canada, che sono molto sensibili a questa problematica, sedentarietà eccetera, hanno appena lanciato una campagna nazionale che hanno chiamato ad esempio Screen Time versus Green Time, e stanno promuovendo il fatto della vita all'aperto, di stare nel verde. Chiaramente in Canada hanno qualche parco in più rispetto a noi, ma anche noi stiamo lavorando nel fare i parchi, quindi dovremmo fare anche noi una cosa simile, stare all'aperto, fare sport non necessariamente agonistico, non dobbiamo metterci in testa che fare sport vuol dire diventare campione di questo e campione dell'altro, ma dobbiamo metterci in testa di fare attività motoria. Infatti, questo è importante. Stavo dicendo assessore, lei ha delle competenze anche al riguardo e ha sempre in qualche modo sostenuto l'attività sportiva anche per i più giovani, no? Anche in passato. Assolutamente sì. Ribadisco che le scuole e con le nuove generazioni noi possiamo fare moltissimo. Il mio impegno amministrativo è sempre stato al massimo proprio per inserire lo sport come stile di vita, e quindi lasciando stare l'aspetto agonistico, lasciando stare l'aspetto della premialità, come ludico anche l'aspetto, sì, esattamente, deve essere divertimento, deve essere piacere di farlo e non competizione. Anche qui parlavamo prima di programmi scolastici, sicuramente l'attività sportiva e l'educazione all'attività sportiva, la classica educazione fisica nelle scuole è ancora troppo bassa, è ancora troppo sottodimensionata rispetto ai monte ore di lezione, per cui è importante creare occasioni, momenti in cui i giovani possono proprio nell'arco della giornata avere del tempo dedicato allo sport, del tempo dedicato all'aria che poi vuol dire anche socializzazione. E poi è ovviamente motivo anche per stare insieme. Ecco, l'impegno delle istituzioni è sicuramente quello di
di creare queste occasioni, di favorire queste occasioni, di creare anche i luoghi. La provincia di Padova, come è noto, ha una delle sedi è alla Stanga, dove sorge nelle immediate vicinanze il Parco della Musica, e io insomma dall'alto del mio ufficio spesso ho il piacere di vedere quanto il Parco della Musica sia un luogo che favorisce moltissimo a tutte le ore, perché dal mattino fino a tarda serata all'imbrunire è un parco molto frequentato anche da gruppi di amici che alcuni giocano con quindi la palla, stimolare alcuni... a creare altri e quindi spazi, bisogna, l'impegno dell'istituzione è quello di creare queste situazioni per favorire che le persone escano dalle loro abitazioni e stiano a socializzare, a praticare sport e a divertirsi, quindi lasciando stare l'aspetto egoistico e agonistico in queste Assolutamente. strutture. Posso aggiungere una piccola cosa sullo sport che già avete un po' anticipato, ma la vorrei puntualizzare. L'attività motoria fa bene, sicuramente lo sappiamo tutti, al cuore, ai polmoni, alle ossa, salute mentale ai muscoli. anche. Ma la cosa più importante è che preserva la salute mentale. Abbiamo decine di studi scientifici fatti benissimo che dimostrano come i ragazzi che fanno sport hanno una maggiore autostima, e la carenza di autostima è uno dei maggiori problemi dei nostri tempi. Riduce chi fa sport a minore depressione, socializza di più, non si isola. Questi sono i benefici più importanti di fare attività Infatti sportiva. lei mi ha anticipato la domanda, le stavo facendo questa domanda qui perché lei più volte ha citato il termine salute mentale in alcuni suoi interventi. Non c'è salute fisica se non c'è anche la salute mentale, l'equilibrio psicofisico viene dal nostro organismo in senso olistico completo. Purtroppo il problema della salute mentale è un problema estremamente delicato, perché parlarne ai genitori in relazione ai propri figli si toccano delle note molto molto particolari, e però voi avete riscontrato, voi uomini di scienza avete riscontrato che questa salute mentale è diventata più carente nelle giovani generazioni, e molti giovani, soprattutto dopo il periodo del lockdown eccetera, sono in cura psichiatrica, vuol dire farmacologica. Queste sono cose serie, perché io ho avuto modo di interpellare diversi anche istituti eccetera, mi hanno detto che c'è un numero crescente di domande per anche ricoveri, cosa che non avveniva in passato. Sì, sta dicendo purtroppo cose che sono ormai documentate nel nostro Dipartimento Salute Donna e Bambino, il Dipartimento di Pediatria. I ricoveri per problemi, chiamiamoli di salute mentale, che sono depressione e anoressia, dopo il Covid si sono quadruplicati. Quadruplicati addirittura, cioè sono tantissimi, una cosa spaventosa. Come vengono seguiti? Noi abbiamo un servizio di neuropsichiatria infantile molto attivo, abbiamo dei letti dedicati, sono problematiche molto difficili da seguire anche per problemi di spazio che attualmente abbiamo, però questo servizio riesce a dare una risposta molto valida, poi segue nel tempo queste problematiche che talvolta si risolvono, quindi è un aspetto nuovo, e quello che faremo nella nuova pediatria che stanno costruendo è creare degli spazi più adeguati per questo tipo di patologie, problematiche che vogliamo chiamarle. In base alla sua esperienza e all'attività che svolgete, se ne esce da questi tunnel? Perché questa è la più grande preoccupazione di molte persone per i propri figli, per i bambini. Anche qui, come in altre patologie, è importante la precocità dell'intervento, perché se queste cose vengono colte precocemente, e la cena con la famiglia serve per cogliere precocemente problematiche che si stanno instaurando, chiusa parentesi. Come le dicevo, queste problematiche, se colte precocemente, si riesce a risolverle. Quindi i primi sintomi, tra virgolette. Esatto. Per cui già subito, quando c'è il dubbio, bisogna parlarne con chi segue queste problematiche. Se invece si aspetta troppo, allora è più difficile tornare indietro. Quindi il messaggio che posso lasciare ai genitori è proprio questo: se c'è il dubbio, parlatene con il vostro medico, parlatene con lo specialista. Il segreto per uscirne è accorgersi precocemente che ci sono questi problemi.
Assolutamente, siamo in chiusura, professore. Solo una cosa, perché l'abbiamo accennata e anche questo non è stato recepito bene. Lei ha parlato dell'alcol, dipendenza da alcol, ma anche l'uso dell'alcol, vabbè, ce ne sono tesi controverse, c'è chi dice che anche il bicchiere comunque fa male, soprattutto nei giovani, e può provocare dei ritardi nello sviluppo, alterazioni nello sviluppo, e le droghe, che sono un'altra abitudine, il classico spinello, eccetera, fanno parte comunque dello stile di vita. Questo è un argomento un po' più pesantino. Due parole perché non volevo metterla nelle... Allora, se volete che andiamo direttamente a quello che lei sta pensando, il discorso della marijuana. La marijuana non è assolutamente innocua, causa danni alla lunga, causa danni a livello cerebrale, quindi la liberalizzazione della marijuana per i giovani direi che sarebbe meglio lasciar stare. È pericolosa, quindi, secondo me. Come aspetto terapeutico invece può andare no, ma benissimo. lì apriamo un altro versante. Dal punto di vista terapeutico è seguito in ambito medico poi tra l'altro e può aiutare, però questi ragazzi non credo che facciano utilizzo terapeutico. Quindi non ho girato tanto intorno all'argomento e le ho detto come la penso. Certo, no, ma infatti volevo chiederle perché fa parte degli abitudini e stili di vita dei giovani, anche se si vuole mettersi diciamo, i panini davanti agli... Non ultimo che spesso queste cose poi aprono la strada a cose molto più pesanti. Sono la porta d'ingresso. Effettivamente. Spesso. Spesso vuol dire una percentuale superiore al 50, vero? Una buona percentuale, dai. Non andiamo oltre. Vuole fare una battuta di chiusura? Mi ha molto colpito, ma non solo me, anche gran parte della platea che c'era ieri in Palazzo della Ragione, il collegamento che ha fatto il professore con questo screen time, no? L'abitudine di continuare a smanettare sui social, come modifica anche la fisicità delle persone. E quindi a un certo punto il professore è esploso con una slide che ha impressionato, ma che ha fatto sicuramente riflettere che tutti saremo più curvi e tutti saremo con un'articolazione delle mani più chiusa, insomma, quindi questo, ecco, anche questo, si parlava prima di salute mentale ma anche salute fisica. Quindi l'importanza proprio del garantire anche un benessere anche fisico alla struttura del nostro corpo. Ma anche dal punto di vista ormonale, gli sviluppi ormonali sono compromessi, anche la sessualità, eccetera. Qua apriamo versanti pazzeschi. Io vi ringrazio, siamo giunti al termine, grazie professore di aver dedicato del tempo per queste informazioni che sono importantissime per chi ci ascolta, perché parlandone, riparlandole, solo magari non in consessi limitati ma ampli, si riesce a creare forse una cultura più diffusa, quindi grazie veramente del suo tempo, grazie Vicepresidente Gottardo sempre del contributo che può dare per queste iniziative, grazie a voi cari telespettatori di averci seguito, poi la puntata la potete naturalmente rivedere sul nostro sito internet. Buon proseguimento, buona serata.